Capítulo 3, prima parte di Zaccaria. Quarta visione. Giosuè, virtù di vestis novis. Poi mi face io il prim pre di Giosuè, cagliere in pis denan dall'agno del Signore. E il Satane agliere a man drette di lui per incolparlo. L'agno del Signore gli dice Satane: il Signore che ti credi, Satane. Proprio il Signore che ti credi. Lui calzi al sud di Gerusalemme. Noi Israel che chi un'estigia dal fuoco. Di fatto Giosuè agliere visto con vestis sporchis. Viel cagliere in pis denan dall'agno del Signore. Al torna acchiappa la parole e vuol dire a di che i caglieri denan di lui. Già va tintor che sti vestis sporchis cala es de vestilu di vestis preciadas e mettete sul chiaf une corone monde. Allora i metterin sul chiaf une corone monde e lus vestirin con vestis candidis. Allora l'agno del Signore cagliere lì e dice: Viodis tu mo, co hai tirat via di te il tuo peccato? L'agno del Signore assicura Giosuè. Il Signore di Schiris ha discussi: se tu l'aràs in denan pes mes estradis, se tu metaràs in bore in miei ordins, tu podaràs regi la me chiage, guarda i miei andis, e ti lascerai entrare liber fra mieci, di che cason culi. Be, la piere che io me denan di Giosuè, sunt une uniche piere a son siet voi. Be, o inci, io in persone la so decorazione, sentenze del Signore di Schiris. La vignude del futuro. Ascolti Giosuè, prim predi, tu e tiei compagni che son sentats denan di te, di fa vuatris o sei om di profezie. Be, o fas vigni il mio servidor, il butul, e o parei giù il picchiat di queste tiere, tu ne sole di. In che di, sentenze del Signore di Schiris, si mandareis une culatri so de vit e so dal fiar. Capitolo 4, prima parte di Zaccaria. Quinta visione, il candelir e ulivars. L'agno che mi fevelave al tornare in Daur e mi disvea come un uomo che le è disveato dal sosium. Mi domanda: c'è via di tu? O rispondei: occhiale ebbe un candelir du Daur con un impole sulle spiece. Alla siet lampadis sulle spiece e siet vec e anlis lampadis che son sulle spiece. Donde di lui a son doi ulivars, una drete e una ciampe. Allora domandai all'agno che mi fevelave: cui sono, agno paron? E l'agno che mi fevelave mi dice: non sas tu che son che chi? O rispondei: po no la fe, agno paron. Allora mi rispondi: dicidmi, che siet chi son i voi dal Signore, a tegniti voli tutte la terra? E tornai a domandare: c'è voglino di che doi ulivars, una drete dal candelir e una ciampe? E osontai: c'è voglino di doi ramas di ulivars, che strucchim vuoli rut par dos canuts d'aur? Mi rispondi: non tu sas cui che son che chi? O rispondei: po no, agno paron. Al dice: che chi a son doi consacras curvueli, che stan denanda al Signor di tutto il mondo. Inici e fin de construzione del Tempio. Queste è la parola del Signor per Zorobabel. Ni con la potenza ni con la forza, ma con il mio spirito, al dice il Signor di Schiris. Cui sei tu grande monte? Denandi Zorobabel tu saras une planure. Lui altirarà fur la piede dal com, intanto che alberlaran. C'è viele che è. La parola del Signore mi è stata dite così: lis man di Zorobabel e han fondate queste chiare e lis sos mans le tiraran su. E os avareis che il Signore di Schiris mi ha mandato di vuatris, cui alzaraial
svelea una giornata scominciate così a sclep, si indallegraran viodi la piede si alzude de man di Sorobavel.